Bene, buongiorno a tutti, buonasera, anzi, visto che ormai abbiamo passato le 5, l'orario di inizio di questa web conference. È con piacere che vedo molti di voi che nei vari appuntamenti che ormai già da fine gennaio stiamo tenendo tornano a seguirci ogni martedì, mercoledì e giovedì, perché queste sono le giornate in cui dalle 17 alle 18, come dicevo ieri, ci teniamo in compagnia con questi appuntamenti dedicati alla riqualificazione in ZEB, come era l'appuntamento di ieri e come è quello di oggi, e alla progettazione con strutture in legno, promosso dalla nostra rivista Legno Architettura nell'appuntamento del giovedì. Io prima di iniziare a presentarvi il nostro ospite, darvi giusto qualche piccola introduzione sul progetto che vedrete quest'oggi, vi ricordo che c'è, peraltro qualcuno lo sta già utilizzando, il campo chat domande con cui potete interagire ovviamente in forma scritta, però ponendo tutte le vostre domande, le vostre questioni, richieste sui dettagli, sulle lavorazioni che sono state fatte in cantiere, insomma tutte quelle che possono essere le vostre curiosità sul progetto che andrete a vedere. Sarà il mio compito raccoglierle e porre tutte queste domande interrompendo anche la nostra relatrice. La nostra relatrice che vedete collegata insieme a me è l'architetto Valentina Carit. Con lei andiamo ad affrontare un progetto davvero molto particolare. È un bellissimo progetto che noi abbiamo pubblicato anche sulla nostra rivista Zero, sul numero 27, quindi se avete curiosità e piacere di andare anche ad approfondire la dissertazione che faremo oggi, lo potete fare sulla nostra rivista se l'avete, o andando anche sul nostro sito Edicom Store, dove l'articolo è visibile, consultabile, leggibile. È un progetto che riguarda sostanzialmente un restauro conservativo con annessa una riqualificazione energetica di uno stabile che direi definirlo datato è qualcosa di effettivamente riduttivo, perché stiamo parlando di uno stabile bellissimo affacciato sul lago del 1870. Ci troviamo a Bellano, provincia di Lecco, quindi in Lombardia, una villa ottocentesca appunto 1870, a cui il proprietario di questa villa è molto legato, una proprietà della sua famiglia da circa 170 anni, e quindi ha chiesto sostanzialmente a un team di progetto abbastanza importante di portare avanti un lavoro quasi diciamo futuristico e avveniristico, intervenire con delle nuove tecnologie su un edificio così datato per renderlo attuale fondamentalmente, dove attuale non significa tanto un discorso di restyling, ma significa attuale, cioè consentire il fatto che sia un edificio vivibile e confortevole ai giorni nostri, quindi con un risparmio anche energetico abbastanza contenuto. C'è anche una curiosità un po' particolare, perché noi sulla nostra rivista abbiamo diciamo speso un po' questo parallelismo di cosa c'entrano le regate, cosa c'entra una barca a vela con questo edificio. Ci sono diversi aspetti che legano diciamo questi due mondi. Io chiederei direttamente all'architetto Valentina Caridi di spiegarceli quali sono. Sì, allora intanto buonasera a tutti, sono contenta di vedere che tante persone siano interessate a un tipo di progettazione così particolare, perché comunque ritengo che questo caso, che è stato anche un caso studio, che ha dei risvolti pratici, perché poi vedrete che anche dal punto di vista del cantiere ci sono tante cose che possono ritornare utili ed essere interessanti un po' a tutti, su tutti i cantieri. Il collegamento diciamo che questo edificio e questo progetto può avere con il mondo della vela è questo. Innanzitutto il committente è un professionista della vela, un velista progettista anche di vele performanti da regata, e quindi un appassionato diciamo della tecnologia, e della tecnologia anche molto spinta. Ha partecipato anche alla Coppa America, quindi in quanto progettista, e quindi
diciamo che il suo interesse è sicuramente e la sua visione è anche una visione molto tecnologica, in cui l'importanza soprattutto dello studio e l'importanza dell'applicazione magari della computazione fatta al computer o della simulazione fatta al computer applicata al caso reale è capita fino in fondo, per cui anche la mole di progetto che sta dietro a questa esecuzione è stata richiesta da lui, in quanto capiva quale fosse la necessità di arrivare fino a un dettaglio, a una simulazione a computer così dettagliata come quella che poi è stata fatta, perché capiva quale fosse poi il risvolto pratico di questo tipo di studio. Un altro motivo per cui diciamo, è stato fatto questo parallelismo è anche perché è un progetto così particolare, ma soprattutto così complicato, direi, un progetto che ha tantissimi risvolti in tanti campi in cui bisogna essere molto specializzati, prevede necessariamente che si lavori in team, per cui il parallelismo con la barca a vela e con le regate consiste proprio nel fatto che una barca a vela, pur essendo un oggetto altamente performante e sicuramente ben progettato, non andrebbe da nessuna parte se non ci fosse un team ben affiatato di persone che lo guidano e che permettono che la performance sia altissima. Quindi in questo caso il parallelismo è azzeccatissimo, perché in realtà il progetto è stato ovviamente coordinato da me e fatto da me per quanto riguarda la parte architettonica, ma visto tutta una serie di interventi di professionisti decisamente molto specializzati, sia nel campo del restauro che nel campo della statica applicata al restauro, che nel campo dell'efficientamento energetico, nel campo per esempio del fotovoltaico, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per tutti i vari aspetti si è lavorato veramente in team, e questo tipo di approccio devo dire che è stato interessantissimo tout court, ma sicuramente la cosa vincente di questo progetto, perché abbiamo fatto molte riunioni anche tramite web, perché eravamo dislocati in varie parti d'Italia e anche all'estero, e quindi diciamo la possibilità di confrontarci quotidianamente anche durante le fasi di cantiere e di fare delle riunioni, dei recap diciamo settimanali, nei quali analizzavamo quali fossero le problematiche emerse e come risolvere queste problematiche eventualmente con un brainstorming, diciamo, con l'apporto di tutti, è stata sicuramente quello che ci ha fatto ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, che sono stati decisamente migliori di quelli che avevamo diciamo, pensato a livello progettuale. Perché poi le performance dell'edificio sono state monitorate anche durante l'uso dell'edificio e tutti i test che abbiamo fatto hanno dato dei risultati molto migliori di quelli che noi avevamo previsto a progetto. Eravamo fin stati cauti. Ecco, quindi non so adesso se voi volete, io posso entrare direttamente nel merito e raccontarvi un po' quella che è la storia dell'edificio. Ok, non so se voi vediate, allora, perché io vedo solo, aspetti, ho davanti lo schermo con noi due e non vedo la pagina intera. Ah, ecco, così adesso la vedo, scusa. Allora, praticamente sì. Vedete il mio schermo, perfetto. Allora, partiamo dall'idea progettuale che è stata, diciamo, alla base del progetto, cioè la riqualificazione energetica di un edificio storico per farlo arrivare il più possibile vicino all'essere un NZEB, cioè un edificio a energia quasi zero. Ovviamente non stiamo parlando di una semplice ristrutturazione, ma stiamo parlando di un restauro conservativo. Quindi ben capirete che c'è una sostanziale differenza. E in questa slide faccio vedere qual è la collocazione dell'edificio. Questo è il lago di Como. In questo punto c'è Bellano, il paese di Bellano, e l'edificio è posto proprio ai margini del lago, con un ampio giardino, un parco storico, diciamo, attiguo all'edificio. La villa di cui noi ci siamo occupati è questa che vedete nel cerchio blu. Questo era l'edificio prima di incominciare i lavori, era una villa che
ha una storia, diciamo, che parte dal 1870 e ha subito una serie di successivi ampliamenti, per cui il caso era interessante anche in quanto in sé riassumeva una serie di elementi architettonici e costruttivi di epoche diverse e che hanno richiesto un ulteriore passaggio dal punto di vista progettuale, un ulteriore sforzo, perché ovviamente siamo dovuti andare ad intervenire puntualmente su tutti i nodi e punti termici, che però avevano tipologie edilizie e costruttive ben diverse, perché si partiva da circa il 1870, anche un po' prima, come tipologia costruttiva, fino ad arrivare, diciamo, la forma più o meno globale dell'edificio è del 1925, poi c'è questa veranda che è la parte bassa dove vedete sopra la balaustra della terrazza con le finestre più grandi, che è stata aggiunta durante la guerra, quindi nel 1939. Anzi, un particolare divertente è stato che smontando i controsoffitti abbiamo trovato ancora i giornali che separavano il cassero per il getto, perché il solaio è fatto in cemento armato, in un cemento armato poco armato all'epoca, ma già con travetti in cemento in acciaio, e abbiamo trovato all'interno proprio dei giornali del 1939 che separavano il cassero dal getto. Quindi ecco, le esigenze della committenza quindi quali erano? Innanzitutto questo edificio è un edificio molto grande, sono circa 650 metri quadri di superficie netta utile, quindi l'idea che noi abbiamo proposto come progettisti è stata questa: o per le esigenze, diciamo, moderne, 650 metri quadri per una famiglia sono moltissimi, quindi o si suddivide l'edificio in 2/3 appartamenti e quindi si utilizza parzialmente l'edificio, oppure se si vuole anche rendere onore all'edificio così com'è e quindi utilizzarlo interamente, piuttosto che rivolgere, diciamo, le energie verso una ristrutturazione che sarebbe stata possibilissima, una ristrutturazione che sicuramente avrebbe risolto tutta una serie di problematiche, ma non avrebbe reso l'edificio moderno nel senso vero e proprio del termine, perché un edificio moderno è un edificio che deve garantire un certo comfort ambientale, che è quello che noi ci aspettiamo, perché siamo abituati a vivere in case moderne. Questo edificio era sempre stato un edificio con uso prettamente estivo, come casa di vacanza, e quindi diciamo, per farlo diventare un edificio a residenza permanente doveva necessariamente avere una riqualificazione totale, ma per poterlo utilizzare nell'idea di renderlo confortevole per la vita attuale, bisognava sicuramente fare un intervento che avesse anche un risvolto sulla riqualificazione energetica. L'edificio ovviamente andava conservato perché sia per questioni urbanistiche, sia perché aveva un doppio vincolo, in pratica aveva un vincolo derivante dalla ex legge Galasso per la prossimità delle coste del lago e aveva un vincolo urbanistico che imponeva la ristrutturazione dell'edificio senza l'abbattimento dei solai interni, per cui non si poteva procedere come in altri casi a un eventuale svuotamento dell'edificio e a una ricostituzione dei solai interni, cosa che ci avrebbe permesso di eliminare quantomeno i ponti termici lineari dei solai sulle facciate, ma praticamente noi dovevamo fare i conti con l'edificio così com'era, quindi non era esattamente un vincolo di tutela monumentale, ma era un vincolo piuttosto rigido da questo punto di vista. Quello che la committenza ci chiedeva era un abbassamento drastico dei costi di manutenzione e gestione. Questo perché l'edificio era stato abitato ultimamente solo durante un inverno, solo per un anno, e i costi di gestione del riscaldamento erano praticamente
arrivabili, nel senso che l'edificio aveva delle umidità residue tali per cui comunque al di là dell'inesistente comfort interno durante l'inverno non si riusciva mai ad ottenere delle temperature di utilizzo sufficienti, perché in alcune giornate non si riusciva nemmeno ad arrivare ai 18 gradi, soprattutto nelle camere poste al piano terreno che risentivano molto dell'umidità di risalita. Quindi il comfort abitativo ovviamente diventava un punto focale di questo progetto. La committenza oltretutto ci chiedeva anche di poter inserire al massimo, ma senza una pregiudiziale diciamo definitiva, però di poter inserire quanto più possibile le tecnologie green e di utilizzare materiali che fossero ecocompatibili. Ovviamente questo in maniera non esclusiva, perché come noi abbiamo dichiarato come progettisti fin dall'inizio, c'erano alcune situazioni anche per la prossimità appunto del lago, in cui non era possibile intervenire con materiali totalmente ecologici. Per intenderci, in alcuni punti abbiamo dovuto usare l'IPS o l'XPS perché il rischio di bagnatura di questi materiali era altissimo, quindi abbiamo dovuto ovviamente fare una media tra due posizioni che in questo caso non erano contrapposte, perché la prescrizione era proprio quella di utilizzare fin dove possibile materiali che fossero ecocompatibili, che avessero diciamo un'impronta ambientale ecologica. E poi l'utilizzo doveva essere flessibile, tant'è vero che noi abbiamo progettato l'edificio che fondamentalmente è su 3 piani per poter essere separato nel caso in cui non si sa mai, dovessero cambiare le esigenze della committenza oppure dovesse essere venduto l'edificio e quindi a questo punto chi ci entra volesse trasformarlo diversamente da come è stato fatto finora, perché ovviamente l'intervento è stato talmente delicato e talmente anche importante che non prevedere questo sin dall'inizio sarebbe stato decisamente un peccato, perché poi si sarebbe dovuto andare a intervenire anche in punti molto delicati dove invece è sconsigliabile poi mettere le mani in un secondo momento, a meno che non lo si faccia con la stessa precisione di esecuzione e con gli stessi intenti. Quindi quello che noi abbiamo creato era questo triangolo in cui la qualità del progetto e dell'esecuzione, i tempi di esecuzione e i costi dovevano, come dire, essere equidistanti. Quando uno saliva non doveva allontanarsi troppo l'altro e insomma bisognava lavorare all'interno di questa visione. Noi siamo entrati nel protocollo di Casa Clima R, che all'epoca era ancora in fase di studio e di formazione, e siamo stati uno degli edifici pilota che ha contribuito alla validazione del protocollo R per Casa Clima. Questo piccolo schema che io ho messo all'interno della presentazione non serve a null'altro che dire che gli edifici, diciamo, presenti sul territorio italiano, per la maggior parte, divisi per anno di costruzione, diciamo per periodi di costruzione, per la maggior parte sono edifici che sono stati costruiti del 1920, cioè fino al 1919 noi abbiamo 2.150.000 e qualcosa in più di edifici costruiti sul nostro territorio, e poi qui vedete quali sono le varie statistiche. Ovviamente abbiamo un grande boom edilizio negli anni 60 fino agli anni 80, e dopodiché diciamo va scemando la costruzione degli edifici. Ma questo perché l'ho inserito? Perché l'importanza che avrà sempre di più nel futuro riqualificare edifici anche facendo un contenimento del loro consumo energetico, anche pensando a quello che può essere il loro contributo anche ambientale, perché sono edifici chiaramente molto energivori. Normalmente non so come dire, nella vulgata popolare si pensa che l'edificio vecchio o antico, siccome ha i muri molto spessi, sia un edificio che consuma poco, che si riscalda meglio, il che ovviamente è vero rispetto agli edifici magari costruiti negli anni 70 o negli anni 80, che sono costruiti in maniera molto povera e magari molto veloce,
però sono degli edifici che hanno comunque dei difetti soprattutto nel comfort abitativo, e questo perché, come nel caso di questo edificio, molto spesso affondano i muri, diciamo, di fondazione in terreni dove il controllo dell'umidità di risalita è praticamente inesistente, in alcuni casi addirittura non hanno i vespai, o come quando in questi casi hanno i vespai sono assolutamente insufficienti per garantire una corretta ventilazione e un'asciugatura, diciamo, dei solai, e quindi praticamente sono degli Quanto era edifici per che... esempio il fabbisogno dell'edificio, il fabbisogno energetico dell'edificio, quanto era? Perché se non ricordo male, su Azzero avevo letto anche dei numeri abbastanza importanti anche a livello di consumi, di quelli che erano ovviamente precedenti a questo tipo di Sì. intervento, cioè cose... Allora, il fabbisogno energetico così a bruciapelo in questo momento non ve lo so dire, ma dopo lo vediamo. Si aggirava intorno ai 300 kW al metro quadro all'anno, però era un fabbisogno energetico che in realtà dal punto di vista del fabbisogno vero, cioè del consumo di carburante per la caldaia che aveva, era un fabbisogno che faceva sì che i costi di esercizio solo per il riscaldamento, e quindi non Sì. stiamo parlando né di raffrescamento né di consumi elettrici, diciamo proprio solo per il puro gasolio che andava nella caldaia, appunto per avere un edificio che comunque solamente parzialmente abitato durante l'inverno, perché la maggior parte veniva chiuso perché riscaldarlo tutto sarebbe stato veramente ancora più oneroso, aveva dei costi che si aggiravano intorno ai 1000-1100 euro al mese di gasolio, ok, fatto sui 12 mesi. Quindi questo vi fa capire che i costi di esercizio dell'edificio erano veramente importanti, ed è per questo che, diciamo, da parte della committenza c'è stata una richiesta sia sul comfort abitativo, sia di spingere al massimo sull'efficientamento energetico, per far sì che i costi di esercizio comunque fossero compatibili con quelli, diciamo, che una famiglia moderna si aspetta. Ovviamente, ecco, questo lo vedrete poi nella storia dell'edificio, ha comportato tutta una serie di scelte che sono andate a cascata. Qui in queste due foto, che sono foto d'epoca, si vede com'era l'edificio prima delle trasformazioni, diciamo, che sono avvenute intorno agli inizi del Novecento. Allora, in questa foto voi vedete appunto l'edificio, che praticamente questa finestra corrisponde a una delle due finestre della facciata principale verso il giardino, e la parte sotto all'inizio aveva una parte in muratura con una terrazza sovrastante, che poi è stata ampliata, quindi questa terrazza è stata innalzata e si è costruita diciamo altre due stanze in questa posizione sopra la terrazza, più una stanza nella posizione sopra questo corpo. Questo corpo che vedete in fondo, dove c'è una finestra grande, in cui potete benissimo vedere che il rapporto tra le finestre e le porte è differente a seconda di ognuna delle finestre, perché la parte, diciamo, primigenia dell'edificio è questa parte che si intravede in fondo, che era inizialmente un edificio, diciamo, per la conduzione dei fondi agricoli che c'erano in questa zona del paese. E quindi, diciamo, dall'edificio iniziale, infatti questa parte di edificio è costruita con murature di ciottoli di forma e dimensione differente rispetto agli altri, perché sono piuttosto ciottoli di fiume, siamo in una zona, diciamo, nel cono di deiezione del fiume, quindi ciottoli che si trovavano lì, hanno costruito questo primo rustico che è stato il nucleo da cui poi si è partiti per fare questa villa. Questa villa che voi vedete nella foto di sinistra era la casa del dottore del paese, quindi che si era costruito questa villa per sé e che poi ha subito questi ampliamenti di cui abbiamo parlato. In quest'altra foto si vede praticamente sempre la villa all'epoca com'era, che era fatta a L praticamente. Ecco, poi sì.
lo stato del degrado dell'edificio era piuttosto consistente, nel senso che c'erano un po' per vari motivi, soprattutto per la subsidenza del terreno derivante dalla prossimità del lago. Il lago ha dei livelli di escursione molto elevati e anche questo è stato una problematica che abbiamo cercato di risolvere o quantomeno di contenere nella nostra progettazione, perché l'edificio ha una parte di scantinato che va al di sotto della quota diciamo del piano di campagna. Però questo scantinato in alcuni periodi dell'anno, quando il lago è molto alto, si allaga. Si allaga perché ovviamente l'edificio è costruito su un terreno alluvionale, su un terreno abbastanza inconsistente anche di ghiaione misto di ciotoli, e quindi questo ha dato delle problematiche sia perché il lago alzandosi e abbassandosi continua a muovere l'edificio, a muovere le fondazioni dell'edificio. Oltretutto le fondazioni dell'edificio sono dei semplici muri che a lama entrano nel terreno e che non hanno neanche delle basi, dei piedi di fondazione, per cui dal punto di vista statico aveva delle problematiche che qui vediamo in queste grandi crepe che c'erano nell'edificio e che attraversavano nei due sensi tutto l'edificio, per cui aveva anche bisogno di un consistente consolidamento statico l'edificio. Qui lo vediamo che per esempio, non so se si nota, qui sulla facciata c'era una grande crepa in questa zona e un'altra crepa attraversava l'edificio invece longitudinalmente. Come potete vedere anche gli affreschi, che poi non sono proprio degli affreschi, l'edificio è trattato superficialmente nella superficie esterna con un intonaco a graffito, che è diciamo molto comune negli edifici di inizio secolo, proprio perché intorno al 1925, dopo che erano stati fatti i primi ampliamenti, gli hanno dato una coerenza diciamo architettonica d'insieme, rifacendo tutte le facciate con queste decorazioni a graffito molto interessanti, soprattutto nel fascione bicromo del sottotetto, diciamo del giro del sottogronda, che dà un particolare pregio diciamo, all'edificio. Qui vedete quali sono i tipi di ammaloramento che aveva l'edificio, che presentava lacune, presentava ammaloramenti negli intonaci di facciata, presentava delle colature dovute ovviamente a infiltrazioni dal tetto a rotture di tegole varie che c'erano, di coppi, presentava delle incrostazioni diciamo appunto muffe piuttosto che incrostazioni di vario genere, delle scoloriture, aveva vari tipi delle percolature di colore, aveva vari tipi di problematiche che sono state analizzate e sono state trattate poi con le tecniche del restauro per dare una coerenza, anche ovviamente una ripulitura alla facciata, ma anche un'integrazione di quello che era il restauro con le esigenze che erano invece appunto dell'efficientamento energetico. In questa altra slide vedete quali sono state le schede di lavorazione del restauro delle facciate, che prevedevano appunto alcuni tipi di lavorazione a seconda delle problematiche che c'erano e che poi hanno interessato i restauratori quando hanno fatto il loro intervento sulle facciate. Qui vedete in questa scheda delle foto che adesso iniziamo a vederne qualcuna, ma poi la mia intenzione è quella di farvi vedere molte foto di cantiere, perché al di là della progettazione, che è stata una progettazione molto molto dedicata, ovviamente una delle cose fondamentali è stata l'esecuzione, perché un progetto può essere raffinato finché si vuole, ma nel momento in cui poi l'esecuzione non segue alla lettera quelle che sono le prescrizioni di progetto, basta anche che una nastratura non sia fatta nella maniera giusta, che un materiale non sia posato nella maniera prescritta, che si rischia di mandare un po' a pallino tutta quella bellissima progettazione energetica che si è fatta. Quindi qui vedete un po' quali sono le immagini, ma adesso ripeto, ne vedete altre, io le scorro piuttosto, avremo modo di vedere meglio quali sono. Ecco, interessanti sono queste immagini invece del restauro delle facciate.
Siccome nel progetto era previsto che ovviamente le facciate garantissero una certa tenuta all'acqua e tenuta all'aria, perché poi l'edificio è stato anche assoggettato ovviamente a un blower door test e quindi doveva essere un edificio perfettamente a tenuta, per cui il restauro è stato un restauro molto dedicato che è andato a concentrarsi fino sulle microcavillature, sulle piccole crepe che c'erano nell'intonaco ed è andato a sigillarle con dei materiali silosanici in maniera che anche la facciata, oltre a subire una pulitura, una ricoloritura e un ripristino nel caso in cui ci fossero da ripristinare alcune porzioni di graffito, avesse anche delle prestazioni molto buone dal punto di vista appunto della tenuta. Qui vediamo quali erano le parti ammalorate della facciata, il prima e il dopo, quindi l'intervento, come vedete, è stato un intervento sicuramente di restauro molto importante, molto preciso. Ecco, per una chiara scelta della committenza si è deciso di fare un restauro che rispettasse le coloriture esistenti, nel senso anche la patina degli anni, che non andasse proprio a riprendere coloristicamente questi graffiti in maniera da esaltare, diciamo, la parte, per intenderci, la parte colorita di giallo sottostante, perché si voleva che l'edificio comunque mantenesse questa allure, questa patina che ne evidenziava la sua storia, per cui fondamentalmente si è andato a ricolorire le cornici, a ripristinare e a tamponare le problematiche, le percolature, piuttosto che diciamo le problematiche più evidenti, ma non si è intervenuto in maniera troppo decisa dal punto di vista della ricoloritura delle facciate, perché per scelta diciamo progettuale si è deciso di far sì che l'edificio mostrasse quello che era la sua storia. Qui avete un piccolo assaggio di quelli che sono stati i vari tentativi che abbiamo fatto per l'inserimento dei pannelli fotovoltaici, e quindi diciamo che abbiamo fatto varie proposte alla soprintendenza e per poi alla fine riuscire ad arrivare a un impianto fotovoltaico da 10 kW e mezzo perfettamente integrato, che rende l'edificio diciamo quasi autosufficiente, quindi un impianto che dà un apporto anche in termini di income, di energia molto, molto rilevante. Qui vedete alcune delle simulazioni che sono state fatte nei punti fondamentali per fare delle scelte diciamo sensate dal punto di vista dell'inserimento dell'isolazione, perché allora per parlare in termini generali, quello che noi abbiamo fatto innanzitutto un'indagine su quelli che erano, e qui vi pregherei di aspettare un attimo perché vorrei farvi vedere dell'altro materiale che non è qui. Adesso non so, ci vuole un attimino. Ecco. Sì, tanto ritornando a quell'aspetto, tanto che vediamo le immagini, ritornando a quell'aspetto anche della scelta del fotovoltaico, l'architetto mi diceva prima che è stato effettivamente una parte su cui hanno speso molto molto tempo per fare delle prove, per trovare la soluzione giusta che non andasse a impattare, diciamo, a quel punto sì sulla resa estetica e sul contesto dell'edificio, quindi una sfida diciamo abbastanza importante, perché nel momento in cui si sceglie una determinata tecnologia per far fronte a determinati fabbisogni, però in un contesto come questo che contempla il mantenere il più possibile le caratteristiche esterne, perché è comunque un edificio vincolato, ha richiesto davvero molto, molto impegno e molto tempo. Questo è un po' quello che ci dicevamo prima e che mi raccontava questo aspetto l'architetto. Sì, allora dal punto di vista dell'inserimento dell'impianto fotovoltaico, questa era una delle imposizioni della committenza, che ovviamente voleva che l'edificio fosse il più possibile, che lavorasse il più possibile in autarchia e che fosse il più possibile disconnesso dalle reti. Per il momento l'edificio è ancora connesso alla rete elettrica nazionale,
perché diciamo che a giudizio della committenza non c'è ancora una tecnologia a tal punto sicura da potersi tenere in casa delle batterie senza relative problematiche appunto di sicurezza, in maniera degli accumulatori, in maniera da renderlo completamente autosufficiente, per cui fa ancora lo scambio di energia elettrica con la rete nazionale, però diciamo che dal punto di vista energetico doveva prevedere l'inserimento di un impianto fotovoltaico. Addirittura la committenza inizialmente ha fortemente insistito perché noi riuscissimo a integrare anche un mini eolico all'interno dell'edificio. E qui abbiamo molto discusso con la soprintendenza. Nel periodo in cui noi stavamo lavorando sul progetto dell'edificio però sono uscite le norme della Regione Lombardia, la DGR 2727, che dava tutta una serie di direttive per quello che era l'inserimento degli impianti fotovoltaici, il mini eolico, eccetera, eccetera, escludendo alcune zone per poter inserire appunto questo tipo di impianti. Ovviamente la zona con Termine Laghi era una delle zone dichiarate ad alta sensibilità paesaggistica in cui l'inserimento del mini eolico era escluso, e quindi pur avendo inizialmente intavolato una discussione con la soprintendenza, questa DGR che è uscita nel frattempo ha tagliato la testa al toro. Non abbiamo potuto fare nulla di diverso da quello che la soprintendenza poi ci ha imposto. Comunque diciamo che la predisposizione è stata fatta e che insomma non si sa, magari nel futuro se le cose dovessero cambiare l'impianto mini eolico di produzione di energia potrebbe anche essere inserito con pochissimo lavoro, perché noi abbiamo fatto una predisposizione, abbiamo fatto un aggancio al tetto sicuramente importante in grado di sostenere un mini eolico e quindi eventualmente la cosa sarebbe fattibile. Avevamo anche tutta una serie di dati che il committente ci ha dato sulla presenza di vento, quanto fosse durante l'anno, perché questa è una zona molto, molto ventosa, molto ventilata e ha dei venti termici costanti, per cui diciamo che i dati sulla produzione di energia elettrica da mini eolico erano interessanti decisamente. Allora, qui vedete la planimetria dell'edificio e quello che noterete subito è, non so se voi vedete il mio mouse che si muove, lo vedete? Sì, il mouse che si muove lo vediamo. Okay. Allora, quello che voi vedete è la presenza dell'isolante nella porzione interna dell'edificio. Allora, partendo dall'inizio, il discorso che dobbiamo fare è questo. Questo edificio era vincolato, le facciate ovviamente non potevano essere toccate. Noi avevamo fatto anche una proposta alla soprintendenza, cioè quella di dire se noi intervenissimo dall'esterno, mettessimo un cappotto esterno e riproducessimo la facciata così com'è, potremmo fare un lavoro di questo genere, e la soprintendenza ovviamente ci ha detto che questo tipo di falso d'autore non era ammissibile dal loro punto di vista, non era previsto, per quanto questo edificio non sia, diciamo, nel panorama degli edifici esistenti sul lago di Como. È un edificio, diciamo, di media importanza, non è che sia un edificio di particolare pregio o importanza, ce ne sono di ben più importanti, però per loro aveva delle caratteristiche tali per cui fare un'operazione di questo tipo non era assolutamente ammissibile, e quindi sin da subito è stato evidente che noi dovessimo fare un intervento all'interno, quindi facendo l'isolazione all'interno. Come si può vedere anche qui dal disegno, vedete che il pacchetto isolante interno è piuttosto importante, è un pacchetto decisamente spesso, che ovviamente noi abbiamo potuto utilizzare in questo edificio perché gli spazi erano decisamente generosi e quindi ci permettevano di restringere l'edificio, diciamo, sulle due dimensioni principali di circa 50 centimetri, perché 25 centimetri di isolante interno per ogni parete perimetrale, quindi insomma la cosa era, diciamo, una scelta sostanziale ma anche molto importante. In questo caso un professionista collegato ci chiede se la soprintendenza aveva delle richieste particolari sugli spessori. Credo che ovviamente si riferisce allo spessore dell'isolante. È una domanda che è arrivata prima di quando ha spiegato ovviamente del discorso del cappotto esterno, quindi vado un po' a interpretazione
che non sono Ma aderenti a quella adesso vi normativa. racconto un aneddoto che è molto divertente. Allora, l'ingegner Stuffer, Oscar Stuffer, che si è occupato dell'efficientamento energetico, viene dalla provincia di Bolzano e ha fatto moltissimi interventi anche di restauro su edifici anche più antichi di questo, e quindi diciamo che aveva una certa dimestichezza con la soprintendenza di Bolzano per quanto riguarda un dialogo con loro per trovare soluzioni compatibili. Ovviamente noi invece dovevamo confrontarci con la soprintendenza di Milano. E la cosa divertente è stata che la prima volta che siamo andati a parlare di questo tipo di progetto e della visione che avevamo per questo tipo di progetto con la soprintendenza, ci è stato detto che forse dovevamo ripensare un po' ai nostri obiettivi e che comunque gli edifici antichi diciamo le persone che abitavano gli edifici antichi avevano già messo in campo una serie di accorgimenti per far sì che all'interno di questi edifici il comfort abitativo migliorasse e quindi noi gli abbiamo chiesto ingenuamente ma di che cosa parliamo come appunto apporto per il miglioramento energetico degli edifici. E allora ci è stato fatto l'esempio degli arazzi, l'esempio delle carte da parati e mi ricordo che l'ingegner Stuffer, che è bilingue, parla un italiano perfetto, ma pensava di non aver capito, quando siamo usciti mi ha detto ma veramente dovremmo mettere delle carte da parati per migliorare energeticamente questo edificio? E allora da lì, insomma, adesso questo lo dico per scherzare, è chiaro che era una provocazione da parte della soprintendenza, però questo anche per dire che è stato un lavoro anche culturalmente difficile, perché noi siamo intervenuti un po' a gamba tesa in un'operazione di restauro, intervenendo con materiali del tutto sconosciuti e anche la soprintendenza stessa, intervenendo con delle tecniche che assolutamente non sono le tecniche tradizionali di restauro e quindi ovviamente questo ha un po' scardinato quelli che erano i principi della consuetudine con cui interfacciarsi con la soprintendenza. Devo dire che il percorso è stato molto lungo, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere un edificio che di certo è come di un inizio, una pietra miliare quasi potrei dire, non vorrei sembrare esagerata, ma sicuramente è un edificio che poi ha potuto permettere una serie di altri interventi perché è stato un po' pioniere. Quello che volevo dirvi dell'edificio è questo. Allora, la parte più antica dell'edificio, come vedete anche più o meno dallo spessore delle murature, vedete che in questo punto c'è una discontinuità, perché la parte, diciamo, al di là del nucleo iniziale, che era questo pezzettino qua, era Allora, un vecchio se può edificio dare rurale, a cui l'orientamento. poi era stata aggiunta una tettoia stalla, diciamo, che era. Si può dare l'orientamento perché un progettista ci sta chiedendo, visto che stiamo analizzando queste parti, di darci l'orientamento di capire dov'è il nord, perché poi ci sono altre domande legate per esempio perché non c'è un Sì, isolamento nella zona della sala da pranzo, quindi giusto per sì, contestualizzare e che poi in capire come effetti orientarlo. c'è. Sì, allora il nord è orientato qui, così, diciamo. Da questo spigolo esce circa a 45 gradi più o meno. Ok, quindi il nord è orientato in questo senso. Allora, vi stavo dicendo la storia dell'edificio. Questa parte è la parte più antica, ok, che era appunto una stalla inizialmente, poi è stata trasformata in un ricovero per le carrozze questa parte. Avete dei problemi? No, no, noi ci sentiamo e vediamo Ah, ecco, perché tutto vedo che mi è uscita una benissimo. finestra. No, no, Poi noi questa sentiamo parte abbastanza. di connessione era, diciamo, la parte di arrivo della carrozza e dove poi la carrozza veniva inserita qua dentro. Qui c'era un corpo scale che era fatto diversamente. La villa ottocentesca aveva questo perimetro che vi sto facendo adesso, quindi praticamente aveva questa scala esterna, poi si arrivava al primo piano e poi si saliva e aveva questo perimetro. In questo punto dove vedete che c'è una diversità di spessore dei muri, perché questa parte era la parte che è stata aggiunta, diciamo, verso gli inizi del Novecento ed era la parte al piano terreno, che poi nel 1925 è stata sopraelevata,
quindi se parliamo del piano superiore, questa parte è stata sopraelevata, quindi è fatta di una muratura ancora differente, perché mentre tutti i muri al piano terreno sono fatti in pietra, sebbene di spessore diversi e magari anche di tessiture diverse, perché questa parte è fatta con ciottoli piuttosto che con blocchi di pietra. Le parti al piano superiore sono alcune in pietra, sempre con conci di pietra locale, che è una pietra calcarea, diciamo quella che si chiama il marmo nero di Varenna. È una pietra molto densa, molto consistente, squadrata in blocchi, mentre invece le parti del piano superiore che corrispondono a questa zona e che quindi hanno fatto la sopraelevata parte, sono fatte in mattoni. Per cui questo edificio, anche perché anche è stato diciamo poi preso come edificio caso studio, perché al suo interno aveva tante tipologie di nodi costruttivi molto differenti tra loro, perché aveva per esempio il caso del solaio tradizionale in travi di legno che entrava in cui la testa della trave entrava nel muro in pietra, aveva il solaio tradizionale in travi di legno in cui la testa della trave entrava nel muro in mattoni, aveva il solaio in cemento armato, peraltro anche molto sottile perché getti di cemento che sono stati fatti all'incirca intorno al 1910, per cui diciamo quasi i primi esperimenti del cemento armato con travetti in acciaio di dimensione molto ridotta e molto distanziati uno dall'altro, che entravano ora nel muro in pietra, ora nel muro in mattoni. Quindi tutte queste varie differenti tipologie hanno fatto sì che noi dovessimo studiare una serie di nodi in maniera molto accurata, perché ognuno di questi nodi costituiva un ponte termico e un problema che noi dovevamo andare a risolvere in maniera puntuale. Questo lavoro, che vi ho detto che è un lavoro corale, è stato fatto sia dal progettista energetico che poi anche da coloro che sono intervenuti nell'esecuzione dei lavori, perché noi abbiamo esteso, diciamo, la nostra progettazione agli uffici tecnici delle ditte che hanno deciso di partecipare appunto in maniera corale a questo progetto, che era un progetto sperimentale, che era un progetto pilota di Casa Clima e che poi ha avuto tutta una serie di altre partecipazioni e validazioni di progetto da parte di altri istituti che adesso vi dico, e quindi tutti insieme abbiamo cercato di risolvere puntualmente le problematiche relative a questi ponti termici. Adesso vi faccio vedere velocemente, scusate, vi faccio vedere velocemente il piano secondo. Intanto sono arrivate parecchie domande, chiaramente hanno molto a che fare con... piano primo. Sì, mi sente? Sì, sì. Allora, dicevo che sono arrivate molte domande che hanno a che fare con questo discorso dell'isolamento e della risoluzione dei ponti termici. Allora, Sì. so che sono sicuramente argomenti che affronterà dopo, ma chiedono per esempio quali isolanti sono stati utilizzati, perché chiaramente andando a isolare dall'interno, questo è un aspetto che probabilmente interessa molto il professionista. Certo. Allora, quindi questo intanto, poi le questa altre domanda domande. Sì, allora rispondo subito a questa domanda. Non c'è la preclusione di utilizzare solo materiali diciamo ecologici, ma la prescrizione della committenza era quella di dire utilizzate il materiale migliore e che risolva al meglio tutte le problematiche legate al particolare, diciamo alla localizzazione del punto in cui andate a utilizzare quel materiale e anche al ponte termico che state risolvendo. Allora, come impostazione preliminare, come vi ho accennato prima, è perfettamente inutile fare un progetto raffinatissimo dal punto di vista dell'isolazione, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, se poi in fase di cantiere questo progetto viene gettato alle ortiche da un'esecuzione, diciamo,
affrettata o ignorante, perdonatemi il termine, nel senso eseguita in maniera non consapevole dalle maestranze, e quindi anche dal punto di vista progettuale noi ci siamo posti davanti a questo edificio che aveva tutta una serie di difficoltà, perché come vi ho detto c'erano molti punti differenti uno dall'altro, quindi non si poteva intervenire con un'unica tecnica. Quello che abbiamo deciso è stato di selezionare, scusatemi, alcuni tipi di materiali che dovevano essere pochi, perché in cantiere non doveva esserci, nel momento in cui, scusatemi un secondo, devo bere un bicchiere d'acqua. Allora, nel momento in cui appunto ci fosse la posa del materiale, non dovevano esserci dubbi su quali spessori per esempio andassero da un lato piuttosto che dall'altro, per cui limitare al massimo il numero di scelte discrezionali da parte non tanto dell'operatore istruito, ma perdonatemi, ma quello che si chiama il magutto, che in cantiere deve prendere la lastra e posizionarla, e che magari non ha idea di tutto il discorso che ci sta dietro, che tu magari addirittura hai diciamo approfondito con il capo dell'azienda e hai fatto in maniera molto raffinata. Per cui quello che era diciamo l'idea iniziale era quella di diminuire al massimo le possibilità di errore durante l'esecuzione dei lavori. Quindi il numero dei materiali è stato ridotto al massimo e si è deciso piuttosto di intervenire con spessori maggiorati anche laddove non c'era l'esatta necessità di avere quel tipo di spessore di materiale, per evitare che venisse posato il 20 cm dove doveva essere posato il 25 o dove doveva essere posato il 10. Qui noi abbiamo detto cerchiamo di fare un'operazione che appunto minimizzi la possibilità di errore in cantiere, perché è importantissima la posa dei materiali, è importantissima l'esecuzione di quello che possono essere i disegni. Adesso è inutile che io rimanga su questo disegno che non vi dice niente. Andiamo ai particolari architettonici. Per esempio, questo disegno, per esempio, vi fa vedere quel punto di discontinuità che vi ho segnato prima, in cui noi abbiamo una muratura che arriva con un certo spessore e una muratura che parte con un altro spessore. In più noi che cosa avevamo? Avevamo l'esigenza in quel punto lì, adesso perdonatemi un secondo che vi faccio vedere un'altra cosa perché, scusatemi, oddio. Allora. Scusatemi un secondo, devo trovare i disegni dei gialli e dei rossi che ho su un'altra presentazione. No, non sono qua, non sono qua. No. Vabbè, comunque. Sì, ok. Allora, vi faccio vedere i particolari architettonici. In questo punto che stavamo analizzando, che è quello di... Sì, nel frattempo che cerca l'immagine, siccome sono molti professionisti che ci chiedono dettagli di questo tipo qua, sulla rivista Zero, che vi dico potete anche consultare tranquillamente sul sito Edicom Store, ci sono ben segnalati tutti questi dettagli qua, quindi al di là di quello che ci sta spiegando molto bene l'architetto adesso, con la calma diciamo di qualche momento in più di poterci dedicare un'attenzione, trovate anche tutti questi dettagli che sono stati ben pubblicati sulla rivista. Aggiungo una domanda, perché stiamo parlando con l'architetto di isolamento interno e stiamo parlando di queste discontinuità, di spessori delle pareti, però un'altra curiosità che emerge a livello dei professionisti che ci stanno seguendo è quella della risoluzione del ponte termico in corrispondenza del solaio. Quindi io aggiungo anche questo tassello qua in più come domanda all'architetto, perché adesso vi faccio vedere prima certo, ci sono delle vi faccio vedere i discontinuità. particolari.
Con i particolari rispondiamo a tutte queste domande. Questo particolare è il punto di discontinuità del muro che del quale vi accennavo prima. Allora, qui oltretutto il muro che nello stato di fatto andava a separare i due locali e che prima costituiva appunto il muro perimetrale esterno della villa del 1800, che poi è stata ampliata sulla parte che noi vediamo qui a sinistra, diciamo. Qui in questo punto si inseriva il muro, che era il muro angolare della villa iniziale, che è stato demolito per creare un grande salone al piano terreno, ok, che non c'era in questa villa, perché la villa aveva una storia di vari successivi ampliamenti e quindi anche dal punto di vista architettonico non aveva una grande coerenza negli ambienti interni. Non esisteva, diciamo, un grande salone che potesse essere utilizzato appunto per il ricevimento, eccetera. Questo muro interno è stato completamente demolito a partire dal tetto per arrivare fino alla base. È stato sostituito da dei portali in acciaio, di cui qui vedete le sezioni, ok, che avevano questa particolarità. Innanzitutto uno doveva essere, come dire, più piccolo dell'altro perché i due muri avevano spessori differenti. Poi anche l'intradosso dei solai ai piani adesso per esempio qui vediamo quello che è la base del portale, ok? Voi vedete queste travi verticali, sono le travi verticali del portale, queste due sezioni sono la base del portale che poggiano su delle fondazioni che sono state fatte spinate alla porzione di muro che non è stata demolita, che si inserisce ancora dentro nel terreno, fa ancora da base del terreno, per cui diciamo per quanto riguarda i consolidamenti strutturali, forse sto mischiando un po' le cose, però diciamo per quanto riguarda i consolidamenti strutturali, come abbiamo fatto l'intervento? Noi siamo andati a fare un'escavazione fin quanto abbiamo potuto al piano di campagna, diciamo, per abbassarci il più possibile, per metterci il nostro pacchetto di isolazione, il nostro pacchetto impianti e anche il pacchetto di consolidamento. Dal punto di vista strutturale siamo intervenuti per porzioni, nel senso che abbiamo fatto un consolidamento dei piani orizzontali, ok? Consolidamenti che sono avvenuti in maniera differente perché al piano terreno, dove non esisteva un piano di base, diciamo una platea di fondazione, abbiamo creato una fondazione continua ancorata a tutti i muri perimetrali, le barre ovviamente agganciate col chimico alla muratura, sotto la quale siamo andati a fare un rinforzo della tessitura, diciamo, del terreno esistente che presentava molti vuoti, perché abbiamo fatto anche delle analisi geologiche anche tramite il posizionamento di un campo di elettrodi, per cui siamo riusciti ad andare a verificare quali fosse la densità del terreno sottostante la casa, e quindi abbiamo fatto un consolidamento del terreno sottostante tramite l'inserimento di resine consolidanti che hanno fatto, diciamo, da base e sono state iniettate dopo che avevamo gettato questa platea di fondazione che andava ad ancorare alla base tutti i muri, che quindi erano dei muri che erano stati costruiti in epoche differenti, con dei piedi di fondazione che arrivavano a profondità differenti. Abbiamo fatto dei saggi, abbiamo visto quale fosse la profondità media, abbiamo considerato quali fosse le necessità che avevamo noi di isolazione, di impianti e tutto quanto, e siamo andati a fare questa platea consolidante al piano terreno, sotto la quale abbiamo fatto delle iniezioni che hanno consolidato ulteriormente il terreno e sono servite anche in una certa misura a isolare l'edificio dall'acqua e dall'umidità di risalita. Su tutte le murature perimetrali abbiamo fatto un intervento di taglio dell'umidità di risalita, sempre con resine iniettate ad alta pressione, resine silossaniche in questo caso, che non andavano a compromettere
la qualità dei materiali con cui l'edificio era stato costruito, cioè le malte e gli intonaci, che prevalentemente erano intonaci di calce, e che andavano però a fare un taglio orizzontale dell'umidità di risalita. Per cui diciamo che lo stacco dell'edificio per quanto riguarda l'umidità di risalita è avvenuto con questi tre criteri: resine consolidanti sotto, che però sono state iniettate dopo aver fatto questa platea di fondazione, ok? Resine nei muri esterni perimetrali che vengono normalmente iniettate a 10 cm d'altezza rispetto al piano di campagna e che hanno permesso il taglio di umidità, diciamo, trasversale rispetto alle murature. In questo secondo disegno che vi ho fatto vedere, vedete quindi questa platea di fondazione spinata al moncone di muro esistente e che va, diciamo, a consolidare tutto l'edificio alla base. Un altro livello di consolidamento è stato fatto alla quota del solaio del piano primo, un altro livello di consolidamento è stato fatto alla quota del solaio del piano secondo e l'ultimo livello di consolidamento è avvenuto tramite un getto di una, possiamo chiamarla correa sommitale, ma in realtà non è stata una correa, perché è stata una correa che ha coinvolto anche lo sporto di gronda, dopo vi spiego meglio magari dalle foto, che hanno fatto tutte queste controventature orizzontali ben inserite all'interno delle murature esistenti tramite una serie di iniezioni di perni fatti con barre filettate, anche ovviamente l'intervento dal punto di vista del consolidamento strutturale è stato studiato in maniera dedicata, nel senso che tutte diciamo, gli inserimenti che noi abbiamo fatto dal punto di vista dei consolidamenti strutturali hanno previsto essi stessi una modalità per far sì che il ponte termico fosse minimizzato. Per cui voi vedete che per esempio nella parte interna delle travi è previsto anche lì una parte che stacca la trave, la trave l'HEA, diciamo, che serve appunto a consolidare, a creare questo portale all'interno della casa e tutti questi particolari sono stati studiati a tavolino dal progettista architettonico e insieme al progettista strutturista, l'ingegnere Buizza di Lecco dello studio STI, insieme all'ingegnere Stuffer ed insieme anche ai rappresentanti delle varie ditte che poi hanno fornito i materiali che abbiamo utilizzato, perché una volta che noi abbiamo fatto il progetto generale siamo andati da tutte le ditte a dire: guardate, stiamo facendo questo progetto, secondo voi come potremmo ottimizzare questo ponte termico, questo nodo, eccetera. E loro, devo dire, forse anche per l'importanza del progetto, perché eravamo seguiti da Casa Clima, abbiamo fatto, oltre a Casa Clima, abbiamo fatto un accordo anche con l'Eurac, che è un istituto di Bolzano, che è un istituto che mette in connessione tutti i ricercatori a livello europeo nel campo appunto dell'efficientamento energetico degli edifici e di altre cose, tra cui anche per esempio i pannelli fotovoltaici e a varie branche l'Eurac. Comunque insieme a loro abbiamo studiato il progetto, siamo stati supportati anche dal Passive House Institute di Lipsia, che ha fatto la validazione di tutti i nostri dati progettuali, dei ponti termici, dei calcoli che abbiamo fatto agli elementi finiti sui ponti termici, e poi grazie all'Eurac abbiamo potuto fare una fase di validazione invece post-operam di tutti questi dati, perché inserendo alcune sonde nei punti critici dei ponti termici abbiamo fatto una raccolta dati che è durata 1 anno e mezzo mentre l'edificio veniva utilizzato, che ci ha permesso poi di fare un'ulteriore validazione di quelli che erano stati i nostri dati. Ed è per questo che vi dico che quello che noi avevamo previsto dal punto di vista progettuale è stato ulteriormente, adesso vi dirò un altro particolare, è stato ulteriormente eccoci, impiega un po', è stato ulteriormente validato post operam. Quindi
È per questo che questo progetto è un po' particolare. Abbiamo fatto un lavoro che decisamente, ecco, qui per esempio vedete l'aggancio del solaio piano terra, piano 1, sulla parete, su una, ok. Qui vedete qual è l'inserimento strutturale. Il solaio in questo caso per esempio era un solaio fatto in travetti d'acciaio con diciamo laterocemento, ok? È stato fatto un consolidamento classico che si usa normalmente a pioli che sono stati saldati sui travetti d'acciaio, poi agganciati ad una rete elettrosaldata con un getto diciamo che va a chiudere il solaio nella parte superiore. Poi è stato fatto un massetto per gli impianti, ok, e poi è stato fatto il massetto, invece diciamo è stato posato l'impianto di riscaldamento ed è stato fatto il massetto di rilancio del riscaldamento con la posa di parquet. Questo per esempio è il particolare di uno dei solai. Adesso vi faccio vedere un altro particolare in cui invece potete vedere, questo è sulla parete esterna, quello era su una parete interna, questo è su una parete esterna, e qui vedete quali sono state le modalità in cui noi siamo andati a minimizzare. Ovviamente non lo potevamo eliminare del tutto, ma siamo andati a minimizzare il ponte termico lineare su tutto il perimetro su cui diciamo il solaio va ad inserirsi nella parete perimetrale esterna. E che cosa abbiamo fatto? Dal punto di vista statico il nostro ingegnere ci ha detto: guardate, se noi mettiamo queste barre adesso non mi ricordo esattamente in questo caso, ma ogni 30 oppure 40 a seconda dei vari tipi di solaio centimetri, e andiamo a diciamo, ad agganciare questo solaio e facciamo un consolidamento strutturale del solaio esistente ogni 30-40 centimetri. Possiamo permetterci di tagliare il solaio nel punto perimetrale e di inserire una parte di isolante. Il problema era quanto isolante, quindi tutti i calcoli statici sono stati fatti per vedere quanto potesse essere grande, diciamo, questo spessore. Dopodiché in questo punto è stato inserito un isolante in XPS ad alta densità, e dopodiché invece sia sopra il solaio che sotto siamo partiti con l'isolazione interna nei nostri 20 cm di perlite, in questo caso, che appunto cerca di eliminare o di minimizzare questo ponte termico lineare del solaio. La parte, diciamo, dello zoccolo in cui poi c'erano tutti i vari getti degli impianti, consolidamenti, eccetera, è stato fatto sempre in XPS, che è diventata la base regolare dove andare a posare i blocchi di perlite, e poi da lì siamo partiti per andare a isolare la parete di piano in piano. Come vedete anche sotto la perlite arriva. Ovviamente tutti i punti critici sono stati chiusi con delle nastrature con nastri autoespandenti che hanno permesso ovviamente di sigillare questi punti, che erano dei punti critici in cui le eventuali umidità interstiziali avrebbero potuto creare dei problemi, e in alcuni di questi punti poi noi, avendo inserito le sonde termoigrometriche, abbiamo potuto apprezzare se il lavoro fosse fatto come da progetto. Vedete che la progettazione è stata una progettazione decisamente puntuale. Per esempio adesso arriviamo a un altro tipo di particolare. Questo è il particolare del consolidamento del solaio zona piano terra, piano 1, diciamo il primo solaio, dove invece noi abbiamo il caso delle travi in legno, ok? Che in questo disegno sono disegnate regolari, ma che in realtà non sono regolari, perché come voi ben sapete le travi erano travi decisamente irregolari, potevano essere 20 cm, 30 cm a seconda del legname che c'era, che era possibile utilizzare. Abbiamo fatto un consolidamento come si usa nei
restauro, andandoci diciamo sopra l'assito di posa del solaio, andando a inserire questi elementi consolidanti avvitati alle travi, e dopodiché è stato fatto un getto di consolidamento. Però anche in questo caso il getto di consolidamento ha previsto un inserimento di materiale isolante. Nei punti in cui noi andavamo a inserire le barre, poi abbiamo tutti i vari connettori, abbiamo curato in opera l'inserimento delle nastrature. In questo caso, per esempio, vedete un altro tipo di consolidamento in cui abbiamo la trave in acciaio, ok, che entra nel muro, perché nei casi in cui, per esempio, dove prima vi dicevo è stato posato questo portale, o nei casi in cui dal punto di vista statico era necessario, per mantenere i solai esistenti, mettere delle travi di soccorso che nel caso in cui dovesse malauguratamente venire un terremoto permettono alle travi in legno esistenti di non avere un collasso del solaio, perché le travi in legno esistenti avevano luci fino a 6,50 m, ora voi capite che una luce di 6,50 m libera con una trave di legno che poteva avere sezioni variabili tra i 20 e i 25, ma anche 18 cm, era fortemente sottodimensionata, per cui siamo andati anche a posare delle travi di soccorso in alcuni casi. Ma per esempio in questo caso, dove non è una trave di soccorso ma è una trave diciamo per esempio quella del portale, che è inserita in una tasca della muratura, anche qui vedete che nella tasca è stato creato prima è stato creato un piano di posa fatto in una determinata maniera, poi è stato creato uno stacco, un'isolazione. Nei punti in cui l'isolazione era possibile siamo intervenuti in una certa maniera, in altri punti siamo intervenuti in un'altra. Qui per esempio, ecco, vedete quello che vi dicevo prima sul piano terreno. Allora, sul piano terreno noi siamo andati rispetto alla quota esterna, siamo scesi di circa 60 centimetri per andare a posare il nostro solaio platea, diciamo, consolidante, che agganciasse tutti i muri, sotto la quale, vi ho detto, in questa zona sono state anche fatte delle iniezioni che hanno modificato un po' la tessitura del terreno e sono andato un po' a riempire quei buchi dovuti al continuo salire e scendere del lago e alla presenza dell'acqua. Ok, quindi Architetto, questo solaio è sufficiente. Abbiamo ancora un 5-10 minuti al massimo, abbiamo anche diverse domande, quindi giusto per darle una dimensione anche di quanto abbiamo di fronte ancora di sì, tempo. Ecco. Mi spiace perché è stato fatto un lavoro talmente grande, guardi, che non basterebbero 5 ore per spiegarlo. Abbiamo anche delle domande abbastanza puntuali. A questo punto le chiedo magari un 5 minuti per concludere, e poi abbiamo delle domande che sono molto puntuali e secche, e diamo spazio a quelle perché giustamente sono delle curiosità delle persone che ci stanno seguendo. Certo, velocemente vi spiego questo particolare perché è molto interessante. Qui siamo nella parte esterna e qui siamo nella parte interna. Noi abbiamo fatto questo solaio, dopodiché abbiamo messo una quota di isolazione del solaio per avere il solaio isolato anche termicamente dal terreno, una quota per gli impianti di 20 cm, gli impianti poi sono tutto un capitolo a parte perché sono molto avanzati. E questa è la quota delle iniezioni che noi abbiamo fatto a 10 centimetri di altezza dalla quota esterna del terreno, le iniezioni per eliminare l'umidità di risalita. Dopodiché noi siamo andati a isolare con una guaina bituminosa il nostro solaio attaccata al muro esistente fino a una quota superiore rispetto alle iniezioni, nel caso in cui comunque l'umidità dell'esterno, la pioggia piuttosto che ritornasse, fino a quella quota delle iniezioni siamo andati con un XPS ad alta densità e poi abbiamo posato la nostra perlite. Questo per dire che i materiali sono stati differenziati. Il marciapiede esterno è stato staccato dall'edificio, ok? È stato posato su un ghiaione che è stato compresso adeguatamente e poi è stato lasciato una zona completamente libera, riempita di ciottoli, per permettere che l'eventuale umidità che si forma nella
nella parte sottostante, o abbia diciamo come via preferenziale di uscita, perché qui trova chiuso, 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 come via preferenziale di uscita quella esterna. Poi ci sono tanti altri particolari che farvi vedere, ma ovviamente mi spiace perché il tempo è sempre poco. Ma allora, il Ok, tempo qui effettivamente è poco, però a onor del vero c'è un progettista che dice ci vorrebbero altre puntate perché probabilmente appunto concorda con lei col fatto che l'intervento è grande, complesso, ha molti dettagli, probabilmente ci vorrebbero altre puntate per andare ad approfondirlo, insomma. certo. Io vi sto parlando solo dei particolari architettonici, ma poi abbiamo tutta una sezione che riguarda gli impianti. Vi dico brevemente che l'edificio è riscaldato con una pompa di calore geotermica con tre punti di presa. Ovviamente avendo il lago qui vicino, il lago sotto, non siamo dovuti scendere tanto, scendono fino a 80 metri le sonde. Un circuito chiuso, ovviamente non è un circuito che vada a prendere l'acqua del lago per evidenti problemi di filtraggio, ve lo sconsiglio. In tutti i punti in cui è stato fatto qui sul lago è un fallimento totale, mentre invece con delle pompe chiuse che comunque usano come isoterma, comunque l'isoterma del lago, è possibile fare degli impianti molto efficienti. La pompa di calore è una pompa di calore da 14 kW ad alimentazione elettrica. L'edificio non è collegato alla rete del gas, è collegato solo alla rete elettrica, ha un impianto fotovoltaico da 10,5 kW posizionato sul tetto più o meno in tutte le direzioni, perché adesso vi faccio vedere, aspettate un attimo perché qua si scende ancora, ce ne sono altre. Ecco, posizionato in tutte le direzioni perché è un impianto particolare che comunque fornisce energia in tutte le condizioni atmosferiche. Ecco, un altro particolare molto importante è il particolare del tetto, dove vi ho detto che lo sporto di gronda, siccome doveva andare a mimetizzare, alcune pietre esistevano, altre pietre non esistevano più, per cui abbiamo fatto lo sporto di gronda esattamente come previsto nelle case di quest'epoca. In realtà è fatto in cemento armato perché serve anche da consolidamento, ma poi sotto è dipinto come se fosse una pietra, per cui come si utilizza normalmente in questo tipo di edifici. Questa è la cornice esistente che ci faceva da quota per il tetto, ok? E il pacchetto di tetto, come voi vedete, è un pacchetto molto importante perché al di là del pacchetto strutturale, che è servito anche per inserire dell'isolante, cioè abbiamo utilizzato la scatola, diciamo, tra gli arcarecci per inserire un isolante in fiocchi di cellulosa a densità ovviamente controllata, e dopodiché abbiamo fatto invece, per dare la continuità all'isolazione, oltre a questa parte quindi isolata con cellulosa, abbiamo fatto tutta quest'altra parte fatta con diverse densità di fibra di legno per dare la continuità dell'isolante. Nell'isolante siamo andati fino a coprire il muro sullo sporto di gronda, che era stato trattato già con una guaina, quindi comunque abbiamo curato anche la eventuale possibilità di ritorno dell'acqua nello sporto di gronda, e poi abbiamo previsto un altro assito con un altro telo e con la ventilazione prevista, perché la copertura, e questo qui, anche qui bisognerebbe aprire un capitolo a parte, perché ci abbiamo messo 2 anni per ottenere dalla soprintendenza il permesso di cambiare la copertura da coppi in una copertura fatta diciamo in acciaio, in alluminio doppio aggraffato, con l'inserimento dei pannelli fotovoltaici. Quindi noi per 2 anni, cioè per 1 anno e mezzo, diciamo, sì, dall'apertura del cantiere, non avendo ancora ottenuto dalla soprintendenza il permesso finale di modificare la copertura, nel frattempo noi avevamo fatto tutti i progetti eccetera eccetera, ma ci mancava, diciamo, il progetto del tetto. Sapevamo qual era la qualità che questo tetto dovesse avere dal punto di vista energetico, ma non sapevamo come lo avremmo fatto finché la soprintendenza non ci dava l'ok sulla copertura. Quindi abbiamo fatto tutti i lavori mantenendo il tetto in essere, puntellando il tetto praticamente partendo dal piano terra fino all'ultimo piano. Non vi dico a livello di cantiere la complicazione che questo ha causato, ha provocato
invocato sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista vero e proprio del cantiere. Vi faccio nel frattempo velocemente vedere altri particolari. Fino al momento in cui la soprintendenza ci ha dato il permesso, allora abbiamo potuto portare a termine la parte del tetto. Però noi abbiamo lavorato con il tetto esistente in opera fino all'ultimo praticamente. E dopodiché abbiamo fatto il tetto. Io passerei a farvi... Ecco, Sì, io direi mi magari dica. una cosa, perché alcuni progettisti ci stanno effettivamente chiedendo più puntate. Io direi magari la parte impiantistica la pianifichiamo per dedicargli il giusto tempo a disposizione per entrare anche nel dettaglio di quegli aspetti lì. Io ho diverse domande puntuali, quindi le chiedo Mi dica. effettivamente quanto ha magari ancora, perché se no ci sono alcune domande puntuali di alcuni progettisti. Per Lei mi esempio, dica. ecco, io le dico allora. Io volevo farvi vedere un po' di foto di cantiere che sono una cosa interessante, però guardate, ci sarebbe il mondo da dire. Qui posso farvi vedere l'operazione che abbiamo fatto di scrostamento degli intonaci per poter intervenire, diciamo, a livello di guaine, eccetera, rifare il piano di posa degli intonaci e il getto di quel solaio che vi ho detto, di quella platea consolidante al piano terreno. Questo invece, questa foto che voi vedete è l'apertura della zona perimetrale del solaio, diciamo, per eliminare appunto il ponte termico lineare, in cui siamo andati a fare tutta quella lavorazione di inserimento dell'isolante al di là del consolidamento che poi abbiamo fatto a livello superiore sopra questo assito, che era l'assito diciamo di partenza del piano primo. Qui vedete per esempio la posa del portale di cui vi parlavo, che ha sostituito quel muro che, come vedete, ecco, vedete qui l'operazione che abbiamo fatto. Noi siamo partiti dall'alto e abbiamo iniziato a smontare il muro dall'alto, e a mano che dall'alto partivamo andavamo consolidando il portale, cioè il portale è nato dal basso, quindi è stato diciamo incamiciato al muro esistente alla quota del piano terra, ok? E poi con queste travi verticali è andato ad agganciarsi ai muri esistenti invece, diciamo, trasversalmente rispetto al muro del piano terra, che è questo che vi stavamo smontando. Per cui mentre salivamo con questo portale e ci portavamo sempre più su, puntellando i vari solai, eccetera, scendevamo smontando il muro che era quello perimetrale esterno della villa dell'Ottocento, che comunque divideva attualmente due stanze, smontandolo concio per concio, ok, pietra per pietra, e andandolo a sostituire con questo portale. In questa foto in particolare vi faccio vedere questo che è molto interessante come particolare. L'intradosso del solaio da questa parte, che voi vedete che è fatto in travi di legno, ok? Adesso qui è puntellato e le travi in questo caso appoggiano già sulla trave del portale che noi abbiamo. Da questo lato invece, che è il lato dell'ampliamento del 1900, è fatto con travetti di acciaio, ok? Da questo lato di qua. Questa trave centrale che noi abbiamo creato è un doppio portale praticamente, e con questa trave centrale che va a spinarsi ai muri perimetrali da questa parte, e da questa parte va a spinarsi ai muri che sono all'interno della casa, e che quindi diciamo controventa e consolida contemporaneamente i due solai superiori e le due pareti che sono di fronte una all'altra, ok? L'intradosso di questi due solai, come potete vedere evidentemente da questa foto, aveva una differenza di circa 15 centimetri, per cui noi qui abbiamo dovuto fare un portale che avesse una dimensione e un'altezza l'estradosso ovviamente era uguale, ma l'altezza di intradosso era diversa, per cui per poter sostenere poi queste travette in acciaio, che sono molto più sottili delle travi in legno della parte antica che c'era a destra, abbiamo dovuto lavorare con delle dimensioni di travi in acciaio differenti. Ok, quindi oltre a tutto il lavoro di isolazione del punto in cui la trave entra nel muro, la testa della trave entra nel muro, abbiamo dovuto anche lavorare con degli intradossi a quote diverse, e quindi curare questi due punti come se fossero due ponti termici
differenti, con un intervento ad hoc per questo punto, un intervento ad hoc per questo punto. Poi all'interno è stata posata la perlite, questa stanza è diventata una stanza unica, è stata posata la perlite ovviamente che andava a seguire l'andamento diverso di questi due solai. La trave qui al centro, che è stata fatta poi andando a saldare queste travettine di collegamento, è stata a sua volta oggetto di un getto di consolidamento che va a unire questi due portali, che sono uniti da queste travette, che sono uniti da questi ganci, da queste diciamo, piastre che sono spinate nei muri, nei due muri che diciamo devono controventare, e quindi abbiamo fatto un getto di consolidamento di questa trave. Questo per dirvi qual è stato il livello di compenetrazione del progetto di consolidamento statico e il progetto energetico. Fortunatamente siamo stati, è per questo che vi ho detto che è un lavoro di team. Vedete che qui la trave verticale va a spinarsi tramite questa letta di acciaio, va a spinarsi dentro nel muro esistente. Quindi questo è uno degli esempi di lavorazioni particolari che abbiamo fatto. Questo è l'esempio del tetto, ecco, questo era il tetto come era esistente, con i muri esistenti, noi siamo andati a fare questo progetto di consolidamento, è stato solo una correa sulla sommità del muro perimetrale, ma è stato un getto che portasse la correa fuori come sporto di gronda e che ha creato alla fine questa situazione di piano di posa del nostro tetto, con questo piano di posa perfettamente liscio, ok? Dal quale noi siamo potuti partire con un tetto completamente nuovo, ok? E nel quale abbiamo potuto controllare che l'isolazione fosse fatta perfettamente. Quindi voi vedete che qui il piano di posa del dormiente, diciamo, del tetto è fatto su questa guaina con un doppio nastro autoespandente, e qui potete vedere quali sono, diciamo, la travatura portante, ok, del tetto, gli arcarecci che abbiamo messo, che erano i travetti, diciamo, sui quali noi abbiamo posato un assito sotto, un assito sopra, e nelle camere che si sono formate qua in mezzo abbiamo fatto l'isolazione con i fiocchi di cellulosa. Sopra questo piano di posa dei travetti sono stati posati, scusate, fibre a due diverse densità, ovviamente con i pannelli posati e contrapposti, con tutti i vari teli che sono stati a loro volta nastrati, con lo sporto di gronda che è stato fatto con un falso travetto, come vedete qui. Adesso magari posso fare uno zoom sulla foto. Ognuno di questi travetti è stato nastrato, quindi il lavoro di posa dei materiali è stato un lavoro delicatissimo ed è stato un lavoro seguito in maniera molto puntuale. La direzione lavori è stata faticosissima, ma è stata praticamente, non dico quotidiana, ma quasi. Questo qui è la parte finale del tetto, la copertura dove sono inseriti i Velux, la copertura in lastre doppio aggraffate. Ovviamente noi abbiamo studiato la copertura in maniera tale che da ottimizzare lo spazio per i pannelli fotovoltaici, quindi insieme alla Prefa che ci ha fornito i pannelli di copertura e insieme alla Solbian che è il fornitore dei pannelli fotovoltaici, abbiamo ottimizzato il pannello fotovoltaico sulle misure della lastra di alluminio standard della Prefa, creando dei pannelli che occupassero tutto lo spazio in maniera adeguata. Insieme alla 3M abbiamo studiato il tipo di collante con cui, che doveva resistere a delle sollecitazioni non indifferenti, perché doveva resistere al surriscaldamento della copertura che, essendo nera, ovviamente raggiunge temperature piuttosto elevate, doveva resistere al surriscaldamento dovuto ai pannelli stessi. Infatti lo strato di ventilazione sottostante è stato aumentato anche per evitare, diciamo, le problematiche derivanti dalla perdita di efficienza dei pannelli nel caso in cui si formi troppo calore. E quindi anche il discorso del tetto è un discorso che a mano si è sempre più complicato, e ha visto anche qui l'apporto corale di tutti. Ripeto, anche le aziende si sono date molto da fare, perché ovviamente era anche nel loro interesse poter dire: ti propongo un pannello fotovoltaico perfettamente integrato nel mio tetto,
e quindi la sperimentazione, diciamo, sulla creazione di questo tipo di impianto è stata fatta ad hoc per questo edificio. Qui vedete per esempio in questa foto un altro particolare interessantissimo. Avevamo alcuni camini che erano particolari anche perché avevano dei comignoli molto molto pesanti in graniglia di cemento prefabbricata che noi siamo andati a riposizionare, e quindi dovevano assicurare staticamente, diciamo, l'appoggio per questi comignoli in graniglia. Al tempo stesso però dovevano tenere all'aria, quindi avere una chiusura all'aria perfetta. I camini dovevano essere funzionanti per volontà della committenza, che dice che non si sa mai nel caso in cui l'elettricità dovesse più esserci per qualche motivo, ci si può sempre riscaldare con la legna, e quindi abbiamo fatto uno studio dedicato anche su come andare a sigillare i camini, su come sigillare i teli nel punto di passaggio della canna fumaria, su come andare a isolare la canna fumaria termicamente, perché vi ricordo che avendo fatto un'isolazione con la cellulosa, questa ha delle caratteristiche termiche e di leggerezza ottimali, ma è molto infiammabile come materiale, per cui dovendo assicurare l'utilizzo dei camini siamo andati a fare anche questo tipo di valutazione. Dopodiché i camini sono stati chiusi all'interno, diciamo nella zona dove c'è il fuoco, con delle chiusure delle canne fumarie a tenuta, che quindi, perché ovviamente c'è anche un impianto di ventilazione meccanica nell'edificio, e quindi dovevano assicurare la tenuta all'aria. Questo per dirvi come tutti i particolari, nessuno escluso, siano stati valutati, studiati e possibilmente risolti per quello che si poteva fare. Qui vedete, diciamo, il getto di consolidamento che in alcuni punti, per preservare il decoro che c'era nella parte esterna, è stato anche un getto verticale, perché lì la muratura era molto meno spessa, aveva solo uno strato di mattoni, quindi si è andato a fare un consolidamento sia in verticale che in orizzontale in cemento armato della parte sommitale dei muri. Qui si sono inseriti i velux e vedete il livello di nastrature dei teli. Anche con l'AMPAX abbiamo fatto una serie di studi per i tipi di teli da usare, per i tipi di nastrature da usare. Anche loro ci hanno messo a disposizione il loro ufficio tecnico in maniera da ottimizzare il nostro apporto, diciamo, progetto. Qui vedete qual è lo spessore finale, sono 57 centimetri di isolazione del tetto, quindi diciamo un bel tetto, ecco. Allora qui vi faccio vedere molto velocemente, ecco qual è stata, questa qui è la parte interna del tetto una volta che abbiamo chiuso sotto i travetti degli arcarecci. Abbiamo fatto ovviamente l'insufflaggio della cellulosa, che è stato ovviamente fatto in vari punti per avere la densità da progetto. Tutti i punti sono stati nastrati, quindi qui di nastri ne sono andati dentro chilometri. Questo punto è molto importante. Io prenderei un attimo di tempo per spiegarvi questo. Questo qui è l'inserimento dei blocchi di perlite, ok, nei punti particolari. Qui vedete che c'è il solaio in legno. Ovviamente il legno del solaio è stato trattato non solo con un normale antitarlo, germicida che classicamente si usa. Sono travi che hanno 170 anni queste, quindi sono travi molto antiche, ma che si presentavano in un buono stato conservativo. Scusatemi. Bevo, come direbbe qualcuno. Allora, noi siamo andati a fare un trattamento a calce delle travi per evitare qualsiasi tipo di possibile attacco da parte di elementi patogeni. La testa della trave è stata per quanto possibile pulita dentro nel muro e trattata con degli agenti. Molte teste delle travi erano, scusatemi, ammalorate, sono state trattate con degli agenti, diciamo, che potessero evitare la formazione cioè l'inserimento di animali.
E qui vedete come la perlite arriva fino al livello del solaio. Il solaio qui, come abbiamo visto in una foto precedente, mi sembra, qui, ecco, vedete, l'assito del solaio è stato, a questo punto è stato isolato, ok, qui è stato posato l'isolante continuo, la trave che è stata trattata a calce fino... Oh mamma, mi è andato qualcosa. Ok. È stata poi successivamente nastrata con nastro autoespandente, come vediamo in questa immagine. Esatto, in questa immagine qui, adesso, qui. Ecco, vedete che qui tutto il punto di chiusura tra la perlite, il solaio in legno e la trave è tutto trattato con nastro autoespandente. La perlite, vedete i blocchi di perlite, qui sono posati, poi vengono rasati con la rete e vengono finiti. Qui vedete la posa dei blocchi di perlite. Ovviamente abbiamo fatto una prova a strappo prima per vedere se gli intonaci interni erano sufficientemente coesi per poter sostenere la perlite. Qui vedete che il primo blocco è fatto in XPS, non so se riuscite a vedere la differenza dei materiali. Poi vi faccio passare alla foto successiva. Ecco, qui lo si vede magari di più che il primo corso è fatto in XPS, sempre di 25 cm che fa da base, e poi vengono posati i blocchi di perlite. I blocchi di perlite poi vengono rettificati con la staggia lunga, vengono sistemati, poi viene fatta tutta la rasatura e vengono consolidati con la rete perché è un materiale piuttosto inconsistente. Un altro capitolo a parte sarebbe quello dei serramenti. Qui vedete per esempio il bancale di posa del serramento che è fatto in Purenit, quindi un materiale che oltre ad avere caratteristiche isolanti ha anche caratteristiche termoigrometriche che permettono, che fanno sì che diciamo un materiale che non teme l'umidità. Tutto un discorso è stato fatto su queste balaustre che sono state staccate, sono state posate su una vaschetta in acciaio che fa sì che, diciamo, fa sì che l'eventuale pioggia battente che dovesse scivolare sul serramento esca da sotto la balaustra e non vada a insinuarsi nei punti più critici che sono quelli di attacco del solaio al muro perimetrale. Tutte le mazzette sono state regolarizzate in maniera che la posa del serramento, perché ovviamente le mazzette erano spiombate perché una volta si usava che il serramento avesse una certa tendenza ad aprirsi, per cui le mazzette erano tutte spiombate di parecchi centimetri. Quindi abbiamo fatto un sistema per cui la ditta è intervenuta sul piano di posa dei serramenti con delle dime particolari che abbiamo costruito ad hoc per far sì che poi il piano di posa dei serramenti fosse calibrato e uguale per tutti i serramenti, ok, di tutti i piani. Quindi anche lì abbiamo curato fino, diciamo, forse all'eccesso il punto critico del serramento per poi garantire la continuità vera dell'isolazione, e l'isolazione, diciamo, sulle mazzette è stata fatta invece in XPS, per cui con un materiale che in minore spessore prevedesse la stessa isolazione dei 20 cm di perlite più l'intonaco eccetera 25 cm di isolazione interna. Questa è la cura delle facciate di cui vi ho detto appunto che è stata fatta per la tenuta all'aria all'acqua. Ok, queste le abbiamo già viste. Questa è la visione finale, diciamo, dell'impianto fotovoltaico. Come voi vedete l'integrazione è pressoché totale, per cui da lontano non si vede neanche che la villa è dotata di un impianto fotovoltaico. E qui, vabbè, posso farvi vedere qualche... Ecco, questo per esempio, ecco, è il modo dedicato in cui noi abbiamo fatto la posa della perlite attorno alle travi. Vedete che già solo questa trave rispetto a questa sono completamente differenti, per cui la posa ovviamente ha richiesto
una certa capacità, una manualità che non indifferente. Qui ci è venuta in aiuto la STO, che ha fornito tutti i materiali di isolazione e che ci ha dato, ovviamente anche loro ci hanno messo a disposizione il loro ufficio tecnico per studiare insieme i punti più critici del progetto. Noi facevamo una proposta di come andare a intervenire su quel determinato ponte termico e poi loro con il loro ufficio tecnico facevano una validazione. Poi la validazione, diciamo, del progetto e dello studio agli elementi finiti veniva fatta anche da EURAC e dal Passive House Institute, quindi un lavoro, ripeto, corale. Qui si vede qual è la cura del dettaglio, ecco, per dire. Questi sono alcuni schizzi del mio blocchetto degli appunti, dove durante le varie riunioni ad ogni avviamento doveva corrispondere a un disegno conseguente. Qui vedete per esempio il dettaglio dell'isolazione della trave in acciaio. Questa qui per esempio è una trave in acciaio del secondo solaio, e vedete anche qui il nastro autoespandente che corre lungo tutto il perimetro della trave, che va a sigillare il punto critico in cui l'isolazione diciamo di perlite va contro il solaio, che però in questo punto prevede l'inserimento di un ulteriore isolante, sempre per eliminare il ponte termico lineare che vi dicevo sui solai, sul perimetro dei solai. E quindi questo è stato il lavoro fatto. Ecco. Poi appunto questa ultima pagina riguarda il contributo dell'EURAC, che attraverso appunto queste sonde puntuali è andato a validare post-opera tutti i dati termoigrometrici ed è andato a verificare la bontà del nostro lavoro. Un altro elemento di verifica di bontà del lavoro è stato il blower door test, che adesso vado a farvi vedere, e anche qui c'è un aspettate perché non era quello, ecco. Anche qui c'è un piccolo aneddoto. Quando è arrivato il certificatore, che era un certificatore terzo, cioè un certificatore che non aveva preso parte né alla fase di progettazione né alla fase di realizzazione, e che quindi poteva essere un certificatore super partes, eravamo tutti presenti in cantiere, diciamo, gli operatori interessati alla tenuta dei loro elementi, per cui c'era per esempio l'elettricista che ha dovuto provvedere alla nastratura di tutti i punti in cui l'impianto andava a bucare la facciata. Abbiamo anche lì minimizzato, fatto un impianto, uno studio dell'impianto elettrico e uno studio illuminotecnico dedicato che permettesse di minimizzare i punti in cui c'erano passaggi interno e esterno, ma tutti questi punti sono stati nastrati. C'era per esempio il fumista che doveva certificare la tenuta dei camini, come erano stati fatti, delle canne fumarie e del passaggio tetto, c'era l'esecutore del tetto, c'era l'esecutore dell'isolazione e noi progetti e l'architetto si è occupato della prova. Allora, a 50 Pascal il blower door test questo risultato. Io non so se voi siete pratici di door test, ma questo risultato è un risultato che viene, diciamo, c'è nelle case ad altissima prestazione, se non case passive. Tant'è vero che il certificatore, nel momento in cui è saltato fuori questo risultato, ha detto c'è qualcosa che non va, mi avete dato i volumi sbagliati, non abbiamo calcolato bene le cose, eccetera, eccetera. In realtà ci siamo richiusi tutti in una stanza, abbiamo rifatto tutti i calcoli dei volumi per vedere se i volumi fossero stati veramente sbagliati da qualche parte, è sempre possibile, ma i volumi erano giusti. Quindi alla fine la certificazione ha verificato che il nostro edificio ha una tenuta all'aria di 0. Diciamo che questa è stata un po' la ciliegina sulla torta del nostro lavoro. Ovviamente tutti erano molto in apprensione perché il blower door test, anche per una volontà del committente, dava
lo sgancio, diciamo, del 5% dei pagamenti agli esecutori, che avrebbero questo 5% nel caso di positività di blower door test, se no ognuno doveva intervenire nei punti in cui si rilevava che c'era qualche perdita per far sì che il blower door test funzionasse. Qui vi faccio vedere. Dobbiamo chiudere perché siamo Per me possiamo abbondantemente oltre l'orario. Sì. Va bene, scusatemi. Allora, a molte delle domande, no, effettivamente, allora, dalle domande, dai commenti che stanno arrivando, tutti riconoscono il fatto che sia forse errore nostro, ma cercheremo di rimediare. Lo dico alle mie colleghe della redazione che ci stanno ascoltando, lo dico ai professionisti che ci hanno richiesto questa cosa, di aggiungere eventualmente un appuntamento in più in cui andare a parlare dell'impiantistica e magari concludere tutto questo aspetto, perché forse anche da parte nostra c'è stato un errore di valutazione nelle tempistiche che richiedeva questo caso studio. Fortunatamente molte delle domande che sono arrivate hanno avuto risposta in queste, per esempio è arrivato l'indice del blower door test, sono richieste domande che hanno a che fare con l'impiantistica, le vedremo una volta successiva, se c'è la VMC, tutte queste... ci sono tutte domande di questo. Ecco, scusate. Sì, domande di questo genere, di questo tenore. Sono veramente molte e sono domande abbastanza puntuali. Se l'architetto è d'accordo, io girerei queste domande direttamente all'architetto, di modo che nelle prossime giornate sono domande puntuali, possa dare una risposta. Però invito anche tutti i professionisti, un po' per concludere, facendoci anche un pochino di pubblicità alle nostre riviste, ma anche per poter approfondire, perché veramente io ho avuto occasione anche oggi di andarmela un attimino a riguardare per prepararmi a questa web conference. È molto ben dettagliato tutto quello che è stato fatto, quindi di andare a vedere il numero 27 su Edicom Store, lo trovate disponibile, visualizzabile, quindi non avete limitazioni nel poterlo vedere. Vi terremo aggiornati su una ricalendarizzazione, appunto, lo ripeto alle mie colleghe, adesso domani faremo un attimino mente locale di quando poter mettere una parte relativa agli impianti. Adesso insomma, è giusto anche arrivare a conclusione anche per tutti i professionisti che ci stanno seguendo. Io quindi... Mi dispiace di essermi dilungata, però come vedete anche da adesso io sto facendo scorrere le immagini del blower door test, che ovviamente è andato a verificare tutte le perdite d'aria eventuali e serramenti. Velux, qui c'è la perdita d'aria e camino, per dire, cioè come vedete stiamo parlando di un livello di esecuzione molto 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 elevato. Per cui stiamo parlando di un progetto ovviamente che ha delle particolarità. Questo qui, che è il punto più critico di tutto l'edificio, è ovviamente il Velux. Voi sapete benissimo che i Velux sono un po' dei buchi, diciamo, infatti il progettista energetico voleva che non ne mettessimo, ma comunque poi alla fine li abbiamo messi, per dirvi che insomma il livello di dettaglio e la cura del dettaglio di questo progetto meriterebbe molte più puntate forse. Io sono un entusiasta del progetto non solo perché l'ho fatto, ma perché ho potuto imparare tantissimo da questo progetto, soprattutto dal cantiere. Mi piacerebbe farvi vedere le foto di cantiere, ce ne sono migliaia, quindi ci vorrebbero forse 2 puntate solo per quello, perché è un bellissimo progetto, ecco. Ne siamo consapevoli. Sicuramente riprogrammiamo un appuntamento in cui andare a approfondire questi dettagli, la parte impiantistica, perché sappiamo bene che in un edificio di questo tipo qua c'è sempre anche quell'attenzione all'impianto che è molto importante, perché come dico sempre, partivamo da domande 10 anni fa che erano quelle: in un edificio energia quasi zero serve o non serve l'impianto? Serve una buona attenzione, progettazione dell'involucro, ma chiaramente per andare a garantire un livello di comfort serve un impianto anche lì ben progettato, ben studiato, quindi quello merita sicuramente una parte. Io ringrazio l'architetto Valentina Carril, quindi gli do appuntamento, non so ancora quando, ma nelle prossime giornate ripianifichiamo appunto questa data. Invito tutti voi a questo punto, per concludere questa 3 giorni, che come dico si ripete ogni settimana da qualche settimana ormai, a seguirci anche domani a partire dalle ore 17
bisogna iscriversi, ma trovate tutto sul nostro sito edicomeventi.com, al webinar dedicato a progettare con il legno, e affronteremo il tema della sicurezza nei confronti del fuoco. Quindi a quanti fossero interessati anche a progettare, magari progettare anche un edificio energia quasi zero in legno, domani ci possono seguire su quella tematica. Io ringrazio tutti per aver partecipato e vi auguro una buona serata, una buona cena, e con chi vuole ci vediamo domani. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.